Ci deve essere, va fatta, ne abbiamo bisogno di continuare ad essere competitivi nei mercati non solo nazionali ma internazionali, per cui sono tutte quelle opere, infrastrutture che ci danno direttamente dei vantaggi, anche indirettamente, che ci danno anche dell'economia nuova sul nostro territorio, e quindi è una cosa che va sicuramente fatta, soprattutto quando diciamo, è un progetto già consolidato. Pochi giri di parole. Dopo i continui tira e molla al governo sulla questione TAV, secondo il presidente di Confindustria Veneto non ci devono essere dubbi, va fatta senza se e senza ma. Questi continui tentennamenti non aiutano nessuno, in primis l'industria, e creano solo confusione, facendo perdere, evidenzia Zoppas, la fiducia verso chi meglio dovrebbe amministrarci. La fiducia che stiamo cercando di mantenere a stento nei confronti di un sistema istituzionale che dovrebbe essere proattivo nei confronti degli interessi delle imprese e comunque dello sviluppo economico. Invece questi tentennamenti, questi litigi e queste situazioni di conflitto continuo ci fanno perdere, diciamo, una fiducia verso quello che può essere uno sviluppo economico di cui abbiamo bisogno.